Ciao a tutti amici di mattoscacco.com, ben ritrovati in questo nuovo video, spero che voi stiate, bene è un parolone, però guardiamo il lato positivo della cosa, abbiamo più tempo da dedicare al nostro amatissimo gioco fatto con i pezzi in legno. Qui siamo su scacchiera digitale per una maggiore comprensione della partita. Volevo proporvi oggi una partita tra il Gran Maestro Moscalenko col bianco e il Maestro Fide spagnolo Gallemi con il nero. E questa partita è stata commentata dallo stesso Moscalenko, molto interessante, vorrei leggere insieme a voi i commenti che lui ha fatto. E in alcuni punti della partita, come al solito, io interromperò il video, anzi lo farò scorrere e vi chiederò di trovare la mossa giusta. Quindi massima attenzione ragazzi. E4, Moscalenko dice che non è solito aprire con E4, tuttavia prima della partita ha studiato il suo avversario e ha visto che su E4 utilizza una difesa molto particolare e lui ha trovato il modo per annientare questa difesa particolare. Quindi ha detto ciao, giochiamo E4 così facciamo il gioco del nero. Infatti il nero gioca E5. Ora su cavallo F3 uno si aspetta una mossa di gioco piano di 6 o cavallo C6 o difesa russa, cavallo F6, insomma ci sono tante possibilità, forse la meno conosciuta di tutte è donna E7. Il nero sacrifica, diciamo, lo sviluppo dell'ala di re per fare sicuramente una mossa shock, perché il bianco non si aspetta una mossa di questo tipo, e allo stesso tempo intende chiudere la posizione, quindi probabilmente giocherà D6, alfiere 6, cavallo C6, rocco lungo, insomma chissà come si evolverà la situazione. C'è da dire che questa donna è messa sulla stessa diagonale del re bianco e c'è da dire che questo pedone del bianco non è difeso, quindi se ora il bianco gioca di 4 ed è questa la mossa che fa Moscalenko, a seguito di un cambio sembra che ci siano dei problemi. In realtà problemi non ci sono, perché il bianco può tranquillamente rispondere in questo modo e poi la prossima arrocca. Se ora il nero vuole giocare in modo aggressivo con D5, semplicemente ce l'arrocco subito. Se continua a catturare dicendo oh mi faccio questo bel doppio, non ci sono tanti problemi, perché si può tranquillamente giocare per esempio alfiere per E4 e a seguito di chiaramente donna, cioè torre 1 e si perde la donna per via dell'inchiodatura. Quindi questa mossa diciamo che non spaventa particolarmente il bianco. Tuttavia il nero non cattura ma gioca la mossa D6. Quindi diciamo che aprire il gioco non è favorevole per il nero, anzi abbiamo detto dall'inizio che il nero vuole cercare di creare una posizione chiusa. Il turno del bianco che sviluppa l'alfiere in C4 e H6 è una mossa di prevenzione per prevenire il classico giochino cavallo G5 e cavallo o alfiere in F7. Arrocco corto e da notare ora il vantaggio di sviluppo del bianco che ha già tolto fuori due pezzi leggeri dell'ala di re, ha già anche arroccato, mentre il nero è in chiaro ritardo. Cavallo F6 minacciando questo pedone e adesso B3. Questa è una mossa molto interessante, ha lo scopo di creare la possibilità per l'alfiere di mettersi o su questa diagonale oppure addirittura di andare in A3 e mettersi su questa diagonale e in ogni modo creare problemi. Qui per il nero andare a catturare è un po' un suicidio. In caso di cattura in E4 c'è semplicemente la cattura di questo pedone, si aprono le linee e come dicevamo prima aprire le linee per il nero è molto deleterio. Ora questo cavallo si dovrà spostare e poi crollerà il pedone. Oppure andare a proteggere questo cavallo col pedone comunque può costare un sacco di casini, comunque alfiere B2, alfiere A3, insomma non è buona per il nero. Quindi B3, ottima mossa trovata dal grande maestro. Ora C6, ancora una serie di mosse di pedone abbastanza difensive che vanno a coprire queste case e a sostenere in futuro un eventuale D5, alfiere B2, cavallo BD7 e ora cavallo in BD2. Chiaramente il cavallo solitamente si piazza in C3
però qui in B2 sta benissimo, poiché non intralcia la diagonale dell'alfiere e in più ha anche più mobilità il cavallo qui da D2 e lo vedremo anche nelle mosse successive. G6, ora il nero chiaramente deve sviluppare questo alfiere in fianchetto, per questo motivo ha giocato G6, A4, evitando le spinte di pedone. Ora in realtà si scopre che A4, che è una mossa comunque buona giocata in partita, non è così forte quanto la cattura del pedone. D per E5 e a seguito dell'apertura delle diagonali appunto in futuro per esempio A4 e alfiere A3 avrebbe dato più possibilità, quindi aprire le linee quando si è in vantaggio di sviluppo è cosa buona e giusta. Comunque A4 è stata invece la mossa del testo, A5 è stata una mossa troppo lenta perché adesso ci sono i classici cambi al centro, c'è alfiere A3, ci sono... Ok, ti lascio pensare a te, qual è ora la mossa che deve giocare il bianco? Ti lascio 30 secondi per pensarci. Chiaramente la mossa corretta, in linea con quello che dicevamo prima, è la cattura per aprire le linee. E ora, secondo te, una volta che le linee sono aperte, come si continua? Perché qui non è così scontato. È chiaro che se il bianco ora gioca alfiere in A3, semplicemente la donna va in D8, non c'è nessun problema. Anzi, ora rischiamo che il nero ci cambi l'alfiere e lui ci vada a guadagnare, quindi noi saremo costretti a ritornare in B2, eccetera, eccetera. Però c'è di meglio, una mossa che probabilmente non ti aspetterai mai, che è alfiere D3. Non tanto per mettere questo alfiere in un compito difensivo, ma per fare spazio al cavallo che deve andare a prendere la bellissima casa C4, dove da C4 controlla case importanti e chiaramente aumenta la pressione ulteriore su questo pezzo. Alfiere G7, cavallo C4. Ora i pezzi leggeri del bianco praticamente stanno dominando la scacchiera e c'è pressione, come vedete, su questo punto. Il nero deve inventarsi qualcosa per evitare di perdere questo pedone fortissimo. Cavallo H5, così libera l'alfiere alla difesa. Si capisce subito che questo cavallo magari non è il massimo della forza messo qui all'esterno. Ora alfiere in A3. Adesso è il momento giusto per farlo. Ora i pezzi neri possono solamente assistere alla disfatta, poiché ci sono una serie di buchi all'interno dello schieramento. Questa casa ora è iper controllata, ci possono essere salti di cavallo, scacchi, doppi, insomma, guarda un po' la tortura che sta per capitare adesso. C5 per evitare tutto questo, ma C5 crea ancora più indebolimenti. Adesso si è creato un bellissimo buco, perciò alfiere E3 con l'idea di andarsi a prendere questo buco. Cavallo in D va in F6, ma prima alfiere B5, scacco. Segue alfiere D7, cambio degli alfieri, si cattura con il cavallo e adesso cavallo D5. Oh, guarda che bella la posizione per il bianco, è veramente bellissima. Donna D6 per togliere la donna e difendere anche il punto in C7. E ora ti lascio anche qui 30 secondi. Come deve proseguire il bianco? Qual è la mossa corretta? Spesso cercate, quando io vi chiedo qual è la mossa corretta, cercate le mega combinazioni, cose varie, ma la mossa corretta è semplicemente
cavallo in D2. Qual è lo scopo? È quello di andare in C4. Non è fortissimo da qui il cavallo? Quindi, cavallo in F4, cavallo in C4, la donna chiaramente si deve spostare, va in C6 e adesso alfiere B2. L'alfiere trova la migliore collocazione e adesso inizia a sfruttare finalmente questa diagonale. F6, così questo pedone non se ne parla più, è super protetto. Cambio di cavallo e adesso riesci a trovare la mossa migliore per il bianco. Ti do 15 secondi. La mossa corretta è finalmente quella di entrare in azione anche con la donna ed è donna G4. La donna inizia a essere mobile e inizia a farsi veramente sentire. Cavallo in E5 da parte del nero, cambio di alfiere. Sembra che il nero si sia ripreso, in realtà è solo una parvenza. Torre in A va in D1 con l'idea di controllare la settima traversa, ma non solo, anche la sesta traversa, perché anche una torre in D6 può creare problemi allo schieramento avversario. Il nero crede di aver risolto un po' di suoi problemi arroccando corto, però c'è torre D6. Ora si minaccia la donna e si minaccia questa entrata. La donna si prende questo importante pedone in E4, ma torre per G6 e qui il nero abbandonò. Perché? Perché c'è questo doppio attacco su G7. Se il nero si difende con torre F7, c'è semplicemente cavallo in D6 con attacco doppio. Quindi abbiamo visto ancora una volta quanto una difesa poco solida, cioè in realtà la difesa del nero era solida, ma c'erano ritardi di sviluppi, c'erano buchi all'interno del nero, era tutto troppo lento e alla fine la legge degli scacchi è sempre questa: ritardo di sviluppo, mancanza di spazio, alla fine se il tuo avversario gioca bene la pagherai. Bene, spero che il video ti sia piaciuto, se sì metti like, lascia un commento e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!